Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte sarà con noi Elia Macri, direttore artistico dell'associazione Schiller, con il quale parleremo di tutta una serie di iniziative che stanno sotto il cappello che si chiama Ich Lieder Dich. Non dovevo dirlo, ma siccome a Trieste parlare in tedesco fa figo, allora voglio far vedere che anch'io conosco il tedesco. Nella prima parte invece siamo in compagnia, sono particolarmente contento, di Fabrizio Colica, attore, parte delle Coliche, poi dopo spieghiamo anche questo, che in questi giorni fino a domenica sta al Teatro Bobbio con uno spettacolo che si chiama A Mirror. Qual è il sottotitolo? Uno spettacolo falso e non autorizzato. Ecco, quindi già qui capirete di cosa stiamo parlando. Uno spettacolo che, ripeto, andrà in scena ancora fino a domenica, questa sera alle 20:30, domani alle 18 e domenica pomeriggio alle 16:30. Giustissimo. Allora, che spettacolo è? È uno spettacolo particolarissimo, insomma, perché è uno spettacolo nello spettacolo. Sì, cioè metateatro, che insomma è una cosa che fa sempre divertire molto il pubblico, perché lo rende da subito partecipe e attento a quello che sta succedendo. Poi il testo è scritto in maniera sublime dall'autrice Sam Holcroft, un'autrice inglese, e quindi insomma essendo scritti molto bene i dialoghi, rende molto comprensibile questo testo, che è costruito su più strati, che a raccontarlo lo renderebbe ostico, ma in realtà è un testo godibilissimo che racconta una realtà molto attuale, cioè quella del controllo che il potere può avere sui sistemi produttivi di una creazione letterale, come potrebbe essere un copione teatrale. Quindi è tutto costruito sui meccanismi subdoli che ci sono da parte del potere riguardo i giovani autori. Io interpreto questo giovane autore e insomma poi vedrete che la mia interpretazione sarà come quella di tutti gli altri attori, su più strati, quindi essendo appunto un'opera metateatrale, il pubblico avrà modo di scoprire man mano che il testo va avanti i più strati su cui è costruito il testo. Noi abbiamo le immagini del trailer dello spettacolo e mi pare di capire adesso, Bruschetta, che è uno dei protagonisti, noi l'abbiamo visto l'altro anno in 1984, credo che sia un ruolo, almeno mi sembrava di capire dalle immagini che un ruolo lui faceva, come si chiama? O'Brien, mi pare. Sì, è un ruolo di potere. Un ruolo di potere, ecco, mi pare che anche qua è tenebroso, sì, lui ha questa voce profonda, questa attitudine sul palco che lo rende molto affine a questi ruoli. Poi in realtà si scopre appunto pure nel suo personaggio che è tutto non voglio spoilerare nulla, però è un personaggio molto complicato che Ninni fa in maniera veramente impeccabile, con varie sfaccettature, come tutti poi i personaggi di questo. C'è anche Greg, C'è anche Greg, sì, pure lui fa un personaggio divertentissimo. Ci saranno anche molti momenti divertenti in cui anche noi, devo dire, ultimamente, nonostante sia forse la 60ª replica, perché lo stiamo portando in giro per tutta Italia, in alcuni punti facciamo fatica perché ci viene da ridere, perché dovendo assumere sempre quella recitazione molto naturale, molto anche in comunicazione tra di noi e con il pubblico, siamo molto vulnerabili, quindi non abbiamo sempre lo schermo del personaggio, della recitazione, ma spesso ci relazioniamo con il pubblico. Però io ho notato, non so se è una mia idea, eccetera, che il pubblico teatrale, quando vede che gli attori sul palco si divertono, diventa loro complice. Sì, gradisce molto. Quando non sono quelle cose proprio dozzinali, fatte apposta. Ci sono anche gli attori che ammiccano, che sorridono delle loro stesse battute, e quello forse è un po' fastidioso, anche per lo spettatore. Però i momenti in cui, in generale, i momenti di errore, di inciampo sono sempre molto divertenti, anzi svegliano il pubblico, però non bisogna cavalcarla questa cosa. Sennò dopo diventa una roba da guitto proprio. Ma esistono ancora non so,
Quando si parla con gli attori di una certa età, eccetera, e ormai sono sempre meno, per dire la verità, perché credo che ormai solo Orsini e Lavia potrebbero raccontare queste cose, ma esistono ancora quei mezzi, devo dire, veramente biechi per scatenare l'applauso, eccetera, oppure si è, come dire, si è andati oltre quei mezzucci? Ma certo che sì, esistono diciamo, le persone in cerca di applausi, però è sempre meglio secondo me non aspettarsi nulla. Io sto notando che siccome ci stiamo interfacciando a pubblici di tutti i tipi e di tutte le provenienze, perché stiamo girando veramente anche i punti più remoti delle province italiane, quando notiamo che c'è un pubblico particolarmente freddo all'inizio, matematicamente alla fine ci regala gli applausi più emozionanti e più grandi. Che vanno a diesel. Non so se sono loro che vanno a diesel o se siamo noi che, incentivati dalla sfida, diamo ancora di più. Ho capito. Quindi insomma, non bisogna aspettarsi delle reazioni particolari o cercare delle reazioni, ma pretendere il massimo da se stessi. Ma io questo non ho mai capito, nel senso, e dovrei averlo capito dopo parecchi anni, però ugualmente è anche bello non capire tutto quanto, secondo me. Usate come posso dire, delle battute civetta, dei momenti particolari in cui capite meglio se il pubblico è appartiene ad un certo tipo o appartiene ad un altro tipo? No, perché poi il pubblico è formato da tante persone, quindi è variegato in tutti i suoi sarebbe caratteri. impossibile pretendere che... Però sì, il teatro è fatto da osservazione, cioè è fatto di osservazione, quindi reciproca. Sia il pubblico che nota qualsiasi spostamento di un dito, di una mano dell'attore che è in scena, e anche noi allo stesso modo. Il colpo di tosse, la caramella scartata, la famosa caramella che proprio in quel momento oppure quello che si alza, quello che si addormenta, noi notiamo tutto. Quindi diciamo che cerchiamo di fare nella nostra testa, a livello inconscio poi penso, un sunto del tipo di persona che c'è in platea, e in base a quello anche noi diamo di più, diamo di meno, spingiamo di più con la voce, spingiamo di meno. Il teatro è fatto di ascolto reciproco. Quindi... È una meraviglia far teatro. Sì, bellissimo, insomma, veramente un lavoro strano. Ed è strano anche, per dire la verità. Anche perché poi appunto, lo dicono tutti, però ogni serata, ogni rappresentazione è uguale solo a se stessa ed è diversa da quella. Questo sembra è una roba strana per chi non dice figurati. No, sembra una di quegli stereotipi, invece è proprio vero, ogni serata è a sé. Poi ne abbiamo fatte, ripeto, talmente tante, adesso non saprei dire qual è stata la serata di quella, però sì, ogni sera non è mai prevedibile quello che può succedere. Quindi... E questo vi tiene anche... Sì. Allora, Fabrizio Colica è anche componente, come dicevo prima, delle Coliche assieme a tuo fratello. A mio fratello, che non tutti sanno che siamo fratelli, tra l'altro. Ma io non avevo capito. Allora, molti mi dicono, come fai a conoscerli? Perché stanno su YouTube, come se io fossi una specie di, non so, avendo una certa età, dice questo figura. Non hai il wifi a casa. Sì, figurati. Cerca ancora il primo e il secondo. Io ho nostalgia del primo e del secondo, questo è un altro discorso. Però non so come, una volta su YouTube, io veramente non mi ricordo, vedo sta cosa, le coliche, cioè devo, aspetta che guardo un attimo, tanto non è che... E devo dire la verità che ho scoperto mi diverto moltissimo, devo dire il vero. Ma quello che mi colpisce molto, adesso io non vorrei, come dire, che sembri, non è una critica, ma poi a me sembra che ormai YouTube sia, specialmente anche nel vostro caso, l'unico luogo dove chi appartiene alla mia generazione può ritrovare, modificate logicamente, ma per certi aspetti intatto, quello spirito delle scenette, quello spirito dello sketch con cui noi siamo cresciuti. La mia generazione è cresciuta a Pane e Vianello Mondaini, Bramieri, eccetera. Ci stai paragonando all'Olimpo degli dei, però quando io ho visto le vostre scenette sulla terrazza, sul coso,
E dove ma questo è come quando Agus e Vianello stavano sulla panchina. Magari. Però voglio dire, no, però, c'è questa, sì. Non so, probabilmente è indotta, non lo so, però... Sì, forse è indotta, penso noi siamo figli di quella cultura là, nel senso siamo i figli di quelli che hanno visto sì. quegli sketch, e soprattutto anche noi siamo cresciuti con i grandi comici, noi facciamo tantissimi omaggi a Carlo Verdone, a Alberto Sordi, a Totò, Sì. quindi insomma siamo cresciuti con quelle cose lì, e anche soltanto poter ricordare il loro tipo di comicità per noi è un grande onore. Poi lo facciamo in maniera diversa perché ci interfacciamo con il web, quindi non abbiamo chi ci commissiona dei lavori oppure chi ci produce, facciamo tutto noi. Tra l'altro quest'anno faremo 10 anni di video sul web, e ci sembra volato il tempo, perché poi in 10 anni sul web le cose cambiano tantissimo, anche il modo in cui si riesce a interfacciarsi con una piattaforma cambia di anno in anno, cambiano i tempi, il modo in cui si fa comicità, tante persone che hanno iniziato quando abbiamo iniziato noi adesso hanno cambiato completamente il modo cambia di fare. cambiano anche, non voglio dire i contenuti, ma cambia quantomeno La durata, l'approccio, il la formato, durata. banalmente, e noi quello invece non abbiamo deciso di non cambiare, cioè di non far tramontare il video sketch YouTube, ma di continuare a investire su quello. Tant'è che negli ultimi video abbiamo anche allungato la durata di certi contenuti. Va sui 10 minuti in pratica. Sì, ci concediamo, perché chi va su YouTube e anche Facebook ci va proprio per vedere dei contenuti, per godersi dei contenuti un po' più lunghi rispetto alla fruizione passiva dei reel su Instagram e TikTok. Quello continuiamo a farlo così, insomma, a tempo libero. Però il nostro grande investimento di tempo e anche di risorse lo dedichiamo appunto ai video proprio che sono ormai dei cortometraggi che noi giriamo. E che poi hanno delle, come dire, delle caratteristiche, come è giusto che sia, anche che si ripetono, perché poi... Sì, alcuni sono dei format che la gente vuole rivedere, ritrovare. E tu fai sempre, adesso nella maggior parte dei casi, abbiamo preparato anche un minutino, in alcuni casi, ma adesso tu fai sempre la parte del... non è elegante in ogni caso, anche se farebbe fare quello un po' stronzo, insomma, nel senso... Sì, dipende, non so che video volete far vedere, però... ho tirato giù un minuto da quando vai a chiedere un mutuo. Ecco, pensavo ti riferissi a quello, quel personaggio. Tra l'altro che sono con un look molto simile a... sì, è vero, faccio quel personaggio. Di solito i capelli non li tengo indietro, però... Allora, facciamo vedere questo minutino, così capiamo anche e invogliamo anche i telespettatori a chiedere un mutuo. Prego. Siamo venuti a firmare per il mutuo. Mo firmare con calma, un attimo, dobbiamo vedere i documenti, le cose. Quant'è l'importo dell'immobile? Pensavamo di fare un'offerta di 350.000. Sì, l'allero, 350. Cioè, tu con sta faccia vieni da me e mi chiedi 350 bomboloni. Oh, ma che so, tuo padre? Oh, vai a lavorare, vai! No, però è... Scusa amore, tieni un attimino. Ok. Però è anche vero che essendo una coppia, siamo in due, pensavamo di dividere la cifra, magari non così... ci avete una lira. Allora, mi devi dare le tue ultime 2 buste paga, il CUD, l'unico, il contratto a tempo indeterminato e poi l'estratto conto degli ultimi 30 anni. Guardi, la fermo subito, io non ho contratti, io sono partita IVA, insomma. Allora, mi devi dare le tue ultime 2 buste paga, il CUD, l'unico, il contratto a tempo indeterminato e l'estratto conto degli ultimi 30 anni. Vedi, veramente la partita IVA vale ancora meno dell'essere donna. No, guardi, ho capito benissimo questo discorso, ma io guadagno molto più della signora, con tutto il rispetto, amore. Ah sì, eh? Giovane, qui gli adulti stanno parlando, vai lì nell'angolino a giocare col tuo codice Ateco, Guardi, io sono un attore, guadagno il quadruplo di mia moglie che fa insegnante. No, ma quanto deve durare ancora sto giochetto dell'attore? Ma dai. Che cazzo dice? Ma dai, ma te chiamato da mesi, ma falla finita. Allora. Questa era meravigliosa Ludovica Di Donato che sfruttiamo sui nostri video perché è talentuosissima. Sono tanti quando vai ad affittare una sì, casa, questo è un personaggio che riciccia fuori in ogni video in cui c'è Claudio e Ludovica che fanno la coppia e io che faccio il personaggio che li sfrutta, insomma, in maniera... Sì. Questo in particolare era il mutuo. Però c'è una cosa che mi viene in mente, è una cosa che a me affascina, sono i tempi. Allora, ci sono i tempi teatrali che sono
una cosa, ci sono questi tempi televisivi, diciamo così, che sono altro, perché significa, come dire, più o meno forse la stessa cosa, però credo sia leggermente diverso, cioè significa entrare con una battuta nel momento giusto, con una sottolineatura, eccetera. Penso che ormai per voi sia un discorso, come dire, anche viene abbastanza naturale, sì, infatti pure a teatro viene naturale. A teatro in realtà sono molto simili, i tempi sono veramente delle cose matematiche che ogni attore penso abbia presente in maniera innata. Ecco, l'unica differenza col teatro forse è che devi tenere conto del pubblico, della reazione del pubblico, quindi se c'è una risata che entra dentro e non ti permette di andare avanti, quel tempo allora deve essere misurato, quindi nei confronti del pubblico. Poi dopo ce n'è una, adesso non mi ricordo quale, perché se no avrei messo quella, ma io quando l'ho sentita ho detto, beh, questo è... Non mi ricordo la situazione, cioè, proprio credo il tuo personaggio a un certo punto dice ad una signora, mi meraviglio di lei, è una laureata. Quando io ho sentito questo ho detto, qui c'è qualche cosa che mi ritorna. Poi dopo sono andato a vedere, perché poche volte vado a controllare come si chiama, i commenti, sì, eccetera, ed è una citazione da uno dei momenti più iconici della storia televisiva, quando Mike Bongiorno scoprì sì, certo, mi meraviglio di lei. Dice, sì. mi meraviglio di Non mi ricordo in che video fosse, però sì, avevamo fatto la citazione. Era abbastanza recente, per dire la verità, credo sia... Sì, con i foglietti dentro... Insomma, questo è incredibile. Sì, facciamo tantissime citazioni. Perché significa che, come dicevi prima, che siete anche cresciuti con quella televisione. Con certe cose sono diventate poi ormai quasi proverbiali nel linguaggio televisivo. Ma quella poi nel momento stesso in cui perché io ho un'ammirazione per Mike Bongiorno che deriva da quando era alle elementari. Ah sì? Sì, quindi conosco tutto okay. quindi poi quello ogni tanto me lo rivedo e quindi ho detto... Sì, quello fu un momento, quello terrorizza anche chi guarda, perché sembra proprio quel momento di scuola quando ti beccavano con i foglietti e lui proprio c'ha quel ruolo... Adesso, perché molti nei commenti dicono è stato maleducato, tutto quello che vuoi, però adesso questo ha la stessa forza, diciamo così, di quando Warren Beatty e Faye Dunaway furono indotti a sbagliare nell'attribuire un premio Oscar, cioè sono quei momenti che non debbono assolutamente, che non è concepibile succedano, nessuno poteva pensare di andare al quiz di Mike Bongiorno con un foglietto nel seno come dice lui. E quindi rimane un momento, io me lo rivedo ogni tanto perché... a me fa paura, proprio quel senso di imbarazzo e di gelo. Anche perché lo studio è tutto sul nero perché erano le domande lei terrorizza, finali, che poi lei finge uno svenimento e lui dice lasciamo perdere. Lui cinico proprio fino all'ultimo. Voi siete romani. Sì, pare di sì. Questo... Il cinismo fa parte o quantomeno fa parte di una romanità indotta, cioè per natura il romano è cinico. Se poi dopo, logicamente, si vanno a vedere, non so, i film di Alberto Sordi, eccetera, siete cinici, voi romani? Sì, perché il romano secondo me è abituato a ridere delle disgrazie, delle disavventure, è abituato talmente tanto a vivere in una città piena di disagi e di scomodità, insomma scomoda da vivere. La più bella città del mondo, bellissima, però scomoda, enorme, ingestibile, non riesci a gestire i tuoi tempi, quindi devi prevedere l'imprevisto e devi prevedere che qualcuno ne rida di questa cosa, se no finiremo le giornate a piangerci addosso. Invece il romano in questo è abituato, penso da secoli, a ridere delle disgrazie, e quindi questo ti porta anche ad essere cinico e a poter fare quella battutina in più nella situazione drammatica che lì per lì dici ma come si permette? Però mi fa ridere. Però mi fa ridere. E tuo fratello lo è anche lui, in maniera forse meno... il suo ruolo in genere è quasi sempre la vittima, però anche lui... Sì, a lui viene bene molto la vittima effettivamente, però è molto cinico anche lui. Sì.
È lui il fanatico di Guerre Stellari. Sì, è un nerd a 360 gradi, lui è proprio tutto, sa tutti i nomi di tutti, si è guardato tutte le puntate, le serie, anche quelle letto, fumetti, lui sa tutto, più di George Lucas, penso a questo punto. E poi c'è anche bello, e anche come sempre succede, perché quando ci si diverte poi passano anche dei messaggi, e la regola, che poi è la regola della grande commedia cinematografica italiana, è prima ridi e poi ci pensi. Voi avete alcuni, fondamentalmente anche questo è poi se vogliamo, però alcuni sketch, non so se si chiamano sketch, Sì. Come si chiama sketch? Hanno proprio questa, quelli del Natale per esempio. Sì, ma ultimamente poi ne stiamo mettendo ancora di più di spunti di riflessione. Adesso ne abbiamo fatto uno per esempio sui figli, gli amici che fanno il figlio. Pure quella è tutta una serie di video con Leonardo Bocci e Angelica Massera in cui loro fanno gli amici che decidono di avere un figlio e noi facciamo i due scapoloni che invece ancora... Io ho visto il battesimo. Esatto, c'è quello del battesimo. E l'ultimo è quando gli amici ti lasciano il figlio, quindi c'è Claudio alle prese con questo ragazzino, non sa che fare. Perché tu lo molli? Io lo mollo, dico agli amici, lasciatecelo a noi, andate in vacanza, e poi mollo Claudio con questo ragazzino, e Claudio non sa proprio come relazionarsi a questo, perché noi siamo poi in una fascia d'età in cui con i bambini, diciamo dai 6 ai 10 anni, non sappiamo proprio come relazionarsi, se dobbiamo fare la vocina del bambino piccolo, se dobbiamo portarli in giro a fare i bisogni come un cane, proprio non abbiamo la minima idea di come... È difficilissimo, credo che sia la cosa più difficile, è meglio essere zii. Perché arrivi nel momento in cui quello è... E quindi questa situazione in cui viene lasciato il bambino, ed è un video in cui abbiamo dato anche un messaggio, cioè quello parliamo di noia, cioè questo bambino è sempre stimolato da mille cose, i genitori gli fanno fare il corso con Alessandro Borghese per fare il risotto, oppure fa il corso di circo, quindi sa fare la piroetta, così. Claudio a un certo punto gli fa tutto un monologo, quello che noi chiamiamo il momento dello sbrocco, in cui dice bisogna imparare ad annoiarsi. Che non è male, c'è una battuta bellissima pronunciata da Mastroianni, quindi io chiedo scusa per come la ripeto, dal film Maccheroni di Ettore Scola, quando a un certo punto Mastroianni, seduto al sole di Napoli, dice quanto è bello perdere tempo, che è una roba... Cosa che non siamo più abituati a fare. No, non puoi, perché c'è sempre... Quanto tempo ci mettete per realizzare gli episodi? Perdiamo molto tempo, perché ne parlavamo giusto ieri con la nostra squadra, che poi alla fine siamo in 4, perché siamo io, mio fratello, Giacomo Spaconi, che è il nostro regista storico che ci ha adottati 10 anni fa ormai, e Claudia Nanni, che è la nostra preziosissima tuttofare all'interno della nostra produzione. E questi video richiedono tanto tempo, tante energie. Sono anche molto curati. Ci teniamo molto all'estetica, sempre coerente, giriamo proprio con un'attrezzatura, ogni volta bisogna fare carico, scarico, con un'automobile. Poi, chiaro, non abbiamo i furgoni, i camper di una produzione televisiva, però, insomma, sono cose che adesso... Con un video uno può fare milioni di visualizzazioni, con un telefono basta. Invece noi ci teniamo a mantenere quella qualità sia nella scrittura, perché anche solo la scrittura richiede un pomeriggio. Giusto ieri io e mio fratello a distanza abbiamo finito di scrivere un video e ci abbiamo impiegato 3 ore e mezza da una cosa all'altra, dopo aver deciso prima la struttura, come strutturarlo, dove ambientarlo, e poi scriviamo il video con tutti i dialoghi, le scene, eccetera, e poi una giornata per le riprese e altre 2 o 3 giornate di montaggio e di revisioni e post-produzione. Quindi insomma è un lavoro tosto, però che ci diverte tanto, ci dà tanta soprattutto soddisfazione. Diverte anche chi guarda, segue. Sì. Quindi adesso devo beccarmi questo del bambino che ho già visto, uscito, ma in questi giorni non sono riuscito a vederlo, e poi questo... Ne facciamo uno ogni 2 settimane di video, quelli là proprio su YouTube e Facebook, quindi ne avete da vederli. Invece per quanto riguarda teatro, tu prima di imbarcarti, diciamo così, in The Mirror eri reduce, credo, da uno spettacolo tuo che si chiamava Arancione, che si chiama Arancione. Arancione è il primo che ho scritto, è una commedia tutta ambientata durante l'orario di cena, senza una cena, perché gli ospiti arrivano e non trovano niente, quindi già inizia la disperazione di chi si aspetta qualcosa,
e dopo un po' iniziano a uscire fuori degli altarini dalla vita di ogni singolo invitato, e cioè, si affrontano tantissime tematiche familiari, di amicizia, insomma, di accettazione. E poi il secondo che ho scritto, che è l'ultimo che abbiamo portato in scena a Roma, è Time Lock, che è uno spettacolo, insomma, tutto ambientato durante un dibattito politico. Quindi abbiamo ricreato uno studio più o meno come questo, con 2 poltrone molto simili a queste, il classico scontro tra destra e sinistra, quindi il politico di destra e quello di sinistra. Io faccio il conduttore che deve moderare quello che poi diventerà un macello, un casino di imprevisti, di fuori onda, che però il pubblico vedrà, quindi insomma il pubblico presente vede quelli che sono momenti fuori onda dal vivo. Allora io ringrazio, siamo in chiusura, ringrazio veramente Fabrizio Colica per essere stato con noi, vi ricordo ancora, Mirror è Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato. Non autorizzato, che è al Teatro Bobbio questa sera alle 20:30, domani alle ore 18 e domenica alle 16:30. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. E adesso noi andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in ambito di spettacolo. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Elia Macri, che è tornato a trovarci, il direttore artistico dell'associazione Schiller, con il quale parliamo di 3 argomenti collegati fra loro, vale a dire l'apertura della Sala Beethoven nella sede dell'ex Goethe Institut, per quello che riguarda la mia generazione, la stagione di concerti Ich Lieder dich, ripeto, a Trieste fa figo dire in tedesco, quindi io quando posso lo faccio, e poi il concorso internazionale Friedrich Schiller. Intanto grazie per essere tornato nei nostri studi. Noi ci eravamo incontrati tempo fa proprio per parlare della Sala Beethoven, che esisteva ma aveva bisogno di tutta una serie di interventi. E la sala è stata inaugurata, credo, venerdì dell'altra settimana o sabato scorso. Avremo anche delle immagini perché abbiamo fatto un servizio. Partiamo da qua perché credo sia fondamentale. L'argomento caldo. Grazie Umberto e grazie a Tele4 per questa accoglienza così calorosa. Allora sì, il sabato scorso finalmente abbiamo inaugurato la nostra Sala Beethoven. Che cos'è la Sala Beethoven? È quella sala teatro auditorium da 200 posti che è sita a Trieste in via Coroneo 15 nel palazzo che forse molti di voi ricordano come il palazzo del Goethe Institut. In verità il Goethe non c'è più dal 2005-2007 su per giù in quel palazzo, si è trasferito in altre sedi e poi credo che davvero non ci sia neanche più a Trieste. Sì, io credo che ci sia anche, rimane per noi l'idea appunto il palazzo dei tedeschi, il palazzo del Goethe, ma in effetti c'è una veridicità perché è il palazzo dei tedeschi, perché la proprietà ancora adesso di quel palazzo è della Società Germanica di Beneficenza, che è un ente morale, la Deutsches Hilfsverein, bravissimo, che è un ente morale istituito a Trieste nel 1893 e che dagli anni 40 del secolo scorso è proprietaria di tutto l'edificio. Quindi ancora adesso la Sala Beethoven appartiene alla Società Germanica di Beneficenza che assieme all'associazione Schiller che qui rappresento gestisce così e dà in affitto e ospita diverse attività rivolte a tutta la città, ad associazioni culturali ed altri enti che ne fanno richiesta. Tra l'altro ne discutevamo appunto l'ultima volta che ci siamo visti, erano necessari dei lavori per uno spandimento? Esatto, sì. È successa una disgrazia, però adesso dopo 2 anni e mezzo dalla disgrazia possiamo dire che è successo un miracolo, perché grazie a questa disgrazia, grazie a un tubo del sistema antincendio che è scoppiato letteralmente sopra il soffitto, un soffitto alto oltre 8 metri, la sala si è allagata ed era diventata inagibile e quindi abbiamo con calma e grazie a dei gentilissimi sponsor anche siamo riusciti a restaurarla completamente e da sabato scorso è di nuovo fruibile per tutta la cittadinanza. Abbiamo quindi una bellissima sala da concerti con un'ottima acustica, una sala storica del 1903 e ha una capienza da 200 posti sul palcoscenico, che è una cosa buona perché non è la saletta parrocchiale, ma è davvero una sala che può ospitare conferenze, concerti, cori, musiche da camera. Cioè è uno spazio anche
che serviva in città. Perché è uno spazio polifunzionale, assolutamente, messo a nuovo, con un ampio palcoscenico, con i tendaggi nuovi, con un impianto di illuminazione nuovo e di primissima generazione. Ecco. Quindi siamo felici di poterlo offrire alla città. Venite a trovarci, via Coroneo 15. Penso che noi potremmo anche far vedere, non so se sono passate, forse magari mi sono un po' distratto. Sì, eccolo qua, è proprio l'immagine del concerto insomma, che ha inaugurato la sala. La sala quindi sarà anche a disposizione, insomma, è appunto una sala in più. È una sala in più per la città, esatto, però è una sala in più e ha un'attrattiva secondo me maggiore rispetto ad altre sale, perché è una sala in mano a un ente privato e quindi è scevra da ogni cavillo burocratico. Molto spesso per ottenere una sala sicuramente molto bella, molto importante, eccetera, non facciamo nomi, però bisogna passare per marche da bollo, commissioni, delibere, decreti, assicurazioni. Nel nostro paese succede invece la cosa buona di avere una sala gestita da un'associazione culturale, qual è la Società Germanica di Beneficenza, è che basta mandare una mail e mettersi d'accordo con un'agenda libera alla mano e ognuno può affittare questa sala per concerti. Torno come tutte le persone di una certa età, torno su determinate cose, nel senso, non so se con te abbiamo discusso di questo, però c'è bisogno, no, in città di un certo numero di sale con questo tipo anche di capienza, perché c'è richiesta e c'è voglia anche di questo tipo di attività, insomma. A Trieste c'è tantissimo teatro, ci sono tantissime compagnie amatoriali e anche professionali, abbiamo tanti teatri, abbiamo tantissime associazioni culturali, anche grazie a una regione che investe molto in cultura e anche grazie a delle fondazioni come la Fondazione CR Trieste e le Fondazioni Casali che aiutano tante associazioni culturali a portare avanti un discorso davvero molto prezioso. E quindi a Trieste possiamo dire che le sale non sono mai sufficienti. Rimpiangiamo forse tutti quanti un po' la Sala Tripkovic, che aveva la caratteristica di essere una sala polifunzionale, ma con un teatro Rossetti che è sempre strapieno di produzione, sì. Un teatro Verdi che è impegnato se non altro anche per le prove, oltre alle produzioni operistiche e sinfoniche. Sono assolutamente necessarie altre sale. Abbiamo il Teatro Miele, abbiamo il Ridotto, però anche lì se uno vuole ottenere la sala del Ridotto è un po' complicato e poi molto spesso il Ridotto è d'appoggio all'attività del teatro e quindi magari per noi non c'è nulla dentro, però in verità stanno facendo le prove per l'opera e quindi ben venga una sala in più. Tra l'altro hai sottolineato l'aspetto dell'acustica, che è un aspetto fondamentale per una sala di questo tipo. Io avevo sentito già parlare dell'acustica di questa sala. Tu che poi sei anche organista, no? Quindi... Io sono pianista. Ah, pianista. Mi presto ad essere organista all'occorrenza, ma sono pianista. Però spieghiamo anche un attimo perché non è così semplice ottenere un'acustica valida da una sala. Beh, sicuramente bisogna utilizzare dei materiali idonei, quali il legno, quali certi tendaggi in certe proporzioni, in certe misure. Poi molto spesso sotto alla sala stessa deve essere presente una capienza vuota, molto spesso. Per esempio il Musikverein a Vienna, dove si tiene il concerto di Capodanno, perché ha una tra le acustiche migliori? Perché sotto al pavimento della platea del Musikverein ci sono altre sale, quindi, perché sotto il Musikverein c'è tutta una serie di altri auditorium collegati e quindi fungono da casse di risonanza per ciò che viene eseguito al piano superiore. Noi in Sala Coroneo abbiamo in Sala Beethoven in via Coroneo abbiamo questa fortuna perché sotto abbiamo degli ampi spazi, delle ampie sale della stessa altezza della Sala Beethoven e quindi questa cosa sicuramente aiuta a creare una buona acustica. Poi sicuramente quando l'hanno costruito nel 1903 io non credo che si erano posti il problema di creare una sala con una buona acustica, hanno fatto così in base a qualche progetto ed è andata molto bene, insomma. Io lo ripeto spesso perché come tutte le persone che raggiungono una certa età tendo a ripetermi, però a leggere l'autobiografia di Laurence Olivier, uno dei capitoli più drammatici per certi aspetti, e quando lui, che aveva ricevuto l'incarico di occuparsi di un nuovo teatro erigendo a Chichester,
fece prolungare di 1 metro non è una grande, fece prolungare di 1 metro il palcoscenico per consentire quella sorta di vicinanza maggiore dell'attore agli spettatori. 1 metro. Non considerò, non glielo dissero, forse avrà avuto intorno a sé anche degli incompetenti, perché gli incompetenti mica solo nel nostro paese esistono, possono esistere anche in Gran Bretagna. Fatto sta che lui si rese conto, almeno così racconta, dell'errore che aveva combinato la sera dell'inaugurazione del teatro. Disse: nella mia presunzione, nella mia voglia di contatto con il pubblico, nella mia voglia di modernità, non mi sono reso conto che avevo rovinato l'acustica della sala. Ed è uno a leggere adesso, per l'amor di Dio, con quello che succede nel mondo uno dice drammatico e altro, certo. Però per un professionista di quel calibro scoprire una cosa di questo genere nel momento in cui va in scena, credo che... Beh, ma di questa cosa noi possiamo parlare con i vecchi coristi o i vecchi orchestrali del Teatro Verdi, e anche con il vecchio pubblico del Teatro Verdi, e tutti quanti rimpiangono l'acustica del teatro, che un restauro durato 4-5 anni a metà anni 90 ha snaturato. Vuoi le regole della sicurezza cambiate, quindi devi ottemperare a certe cose, sì, no? sì. Vuoi altre cose, magari un architetto, un ingegnere non pensa a queste cose. L'acustica del Verdi è nettamente peggiorata rispetto a quella del vecchio teatro. La Sala Beethoven invece gode di ottima salute acustica. Allora, quali sono i primi... uno è già appunto quel 31, domani. Noi abbiamo... Domani. sì. Beh, noi abbiamo inaugurato la Sala Beethoven con il grande baritono triestino Paolo Rumez e con il soprano Gesua Gallifuoco, accompagnati da Sabinarro al pianoforte, e abbiamo proposto una serie di arie tratte dalle opere i cui libretti sono tratti o derivano da drammi schilleriani, visto che noi siamo l'associazione Schiller. E abbiamo avuto davvero il tutto esaurito, quasi 200 persone di pubblico pagante a questo evento. E ora invece domani inizierà la rassegna lideristica della Schiller, perché noi da 3 anni a questa parte cerchiamo di promuovere in città la musica lideristica, che è la musica solitamente di matrice tedesca, per voce e pianoforte, oppure per più voci e pianoforte. Domani andremo alla Sala del Trono del Castello di Miramare con 2 artisti triestini di primo ordine in questo repertorio, la Laura Antonaz soprano e al fortepiano Edoardo Torbianelli, grandissimo pianista, fortepianista triestino, che da tanti anni oramai lavora alla Musikschule di Basilea ed è assolutamente riconosciuto in ambiente internazionale come essere uno dei maggiori specialisti della ricerca musicologica informata. Cioè, per esempio domani Torbianelli suonerà un fortepiano, non un pianoforte. Il fortepiano era il pianoforte ai tempi di Mozart, ai tempi di Schubert. Erano strumenti non è un piccoli. clavice, non c'entra niente. No. È quasi un pianoforte, però dalle dimensioni ridotte, con caratteristiche tecniche e costruttive diverse, il cui suono è completamente diverso rispetto a un pianoforte, molto più delicato. Penso che io avevo intervistato Torbianelli, credo a una ventina di anni fa, credo quando lui cominciò proprio la sua carriera in Svizzera, penso. In Svizzera, perché penso che lui abbia una quindicina d'anni meno di me, credo, per quanto possa ricordare, e venne da noi appunto una quindicina d'anni fa. È un grandissimo professionista e soprattutto averlo qui a Trieste viene apposta per noi perché non abita più a Trieste. E domani sera, quindi alle ore 20 al Castello di Miramare, questo bellissimo Liederabend di Laura Antonaz e Edoardo Torbianelli tra classicismo e Biedermeier, cioè con compositori del periodo classico, quindi Mozart, Haydn. Biedermeier è quel periodo, i primi 20-30 anni dell'Ottocento, quindi fino a Schubert compreso. Allora, chiariamo che cos'è, questa sembra una cosa, il lead, no? Perché io vi risparmio, però conosco a memoria il lead della Trota di Forelle. Sì, di Schubert, vi risparmio, potrei farlo ma vi risparmio. Che cos'è esattamente? Perché molti dicono, anche andando probabilmente a traduzione, il lead è l'antenato in fin dei conti della canzone.
Beh, Lied in tedesco vuol dire canzone, certo, però la differenza con la romanza da camera italiana, con la canzone italiana, eccetera, è che il Lied ha sempre una corrispondenza molto aderente tra la parte pianistica e la parte cantata, perché... Beh, sono tedeschi. Esatto, sì, sono coerenti e vanno fino in fondo. Noi invece ma è vero, la canzone italiana, pensiamo alle romanze di Tosti, alle romanze da camera, di Puccini, di Verdi, sono tutte molto spesso delle arie d'opera senza l'orchestra, in cui il cantante sovrasta il pianoforte e il pianoforte è lì ad accompagnare. Invece il Lied prevede una parte pianistica molto impegnativa, però che dà assolutamente una grande soddisfazione sia al pianista ma anche al pubblico. Quindi noi come Schiller vogliamo portare avanti questo discorso, perché in città di operetta ce n'è tanta, di opera ce n'è, di quartetti, di pianisti ce ne sono già, abbiamo rinomate società concertistiche in città che fanno e propongono questo repertorio, ma nessuno fino adesso si è incentrato sul Lied, sulla lideristica. E siccome è un repertorio che in Austria, in Germania, in tutta la Mitteleuropa va molto, allora noi, grazie al contributo di Regione, Fondazione Casali e quest'anno per la riapertura della sala anche della Fondazione CRT, siamo riusciti a portare avanti e con grande orgoglio lo portiamo sia a Trieste che in altre città della regione. Perché, come posso dire, sembra essere un genere musicale che appartiene a questa città, no? Per questioni, sono inutile andare a ripetere, per questioni storiche, per questioni anche ed altro, sembra essere roba nostra, come dire, che per quanto riguarda un'ampia zona, diciamo così, dell'Europa che arriva fino a noi. Fino a Trieste, certo. E purtroppo la lideristica gode di non buona fama, perché si pensa che un concerto di lideristica sia pesante, perché è cantato tutto in tedesco, oh, mamma mia, bisogna andare preparati. Beh, indubbiamente un minimo di preparazione sarebbe auspicabile, certo. Però io mi chiedo, quando una persona va a vedere un'opera davvero crede di conoscere e di capire tutto ciò che succede sul palcoscenico? Oppure quando uno va a vedere un museo, una galleria di quadri, davvero noi abbiamo i mezzi per comprendere ogni quadro? No, semplicemente passiamo di fronte a queste tavole colorate e diciamo ah che bello e si prosegue. E così deve essere un po' anche l'approccio del pubblico nei confronti della lideristica, soprattutto poi se non va proposta, allora la gente non la conosce e prende paura. Io posso dire che la gente ai nostri concerti è entusiasta di questo repertorio. Perché lo scoprono, sì. Se innamorano e quindi speriamo sempre un'affluenza maggiore. Una domanda un po' sciocca, ma mi viene in mente adesso. C'è produzione lideristica anche moderna, contemporanea? Assolutamente, sì, certo, grandi compositori contemporanei, pensiamo a l'ungherese Kurtag o Ligeti, ma anche il triestino Fabio Nieder, classe 1957, uno dei maggiori compositori a livello internazionale, hanno composto dei leader, Arvo Pärt, Erim, eccetera, assolutamente. Quindi è una... Certo. E la caratteristica proprio del Lied quale dovrebbe essere? A parte questo marcia, i tedeschi quando si dice la parola marcia, questo andare all'unisono, mettiamola così, fra strumento e voce. È questa la caratteristica, è la caratteristica descrittiva di uno stato d'animo, di una situazione che noi abbiamo all'interno della poesia, del testo che viene musicato, e la parte pianistica rende al massimo la parte testuale. C'è un'aderenza tra testo e musica assolutamente imprescindibile. Quindi che sia, diciamo, che riguarda anche proprio il testo del Lied. Assolutamente. Non solamente ho capito, non solamente allora c'è un'aderenza della musica al testo, alla melodia, chiamiamola così, ma anche proprio al testo scritto. Oltre che, ecco, esatto. Insomma, ne sono venuto fuori, diciamo, con una certa disinvoltura. Allora, poi c'è una cosa che devo chiederti, ma la chiedo più avanti, è una mia curiosità. Accenniamo all'altro argomento che è il concorso internazionale Friedrich Schiller. La nostra associazione da 3 anni, accanto a questa rassegna lideristica, promuove anche un concorso di composizione dedicato alla lideristica. Vuol dire che come associazione noi emaniamo un bando nel quale scriviamo quali sono le poesie da musicare di Schiller
e degli studenti e dei compositori, dei giovani musicisti, tutti under 35, devono comporre 2 lieder su testi di Schiller, inviarceli, e poi una commissione che negli anni è stata composta dai più grandi compositori viventi, stiamo parlando di Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele e Fabio Nieder stesso, ecco, sono tutti grandi nomi che sono venuti a Trieste a giudicare queste composizioni che ci sono pervenute. È stato un salto nel buio, avevamo paura perché abbiamo detto chissà se questa cosa funziona, se ha mercato. Bene, la prima edizione del concorso ha visto la partecipazione di 20 candidati under 35 provenienti da tutta Europa. La seconda edizione ha avuto 26 partecipanti da tutta Europa e anche dall'America, anche dal Canada addirittura. Quest'anno il bando scadrà a maggio e speriamo insomma di eguagliare o addirittura superare il risultato dell'anno scorso. Quindi fino a maggio c'è tempo. Insomma. Fine maggio c'è tempo, quindi tutti i compositori, musicisti eccetera che hanno intenzione di mettersi alla prova nella composizione di nuovi leader può visitare il sito della Schiller, schillertrieste.it, e trovare il bando in 4 lingue e mettersi alla prova e spedire queste loro composizioni. Poi ovviamente ci sono dei premi in denaro messi a disposizione o da qualche mecenate, oppure abbiamo un premio particolare rivolto ai giovani compositori nati e residenti in Friuli Venezia Giulia messo a disposizione dalla Fondazione Ananian, e poi c'è anche la pubblicazione ufficiale del brano premiato. Allora, tanto sfattiamo una cosa, insomma, che il tedesco sia una lingua ostica per quanto riguarda la musica. Io mi ricordo che parecchi anni fa andai ad assistere al musical Elisabeth e dissi mamma mia, sentii sta roba in tedesco, quindi mi preparavo anche ad una serata impegnativa da quel punto di vista. Niente di più lontano dal vero, il tedesco è una lingua che è ostica di suo, diciamo, però musicata in musica è una lingua estremamente musicale, è molto peggiore l'inglese come lingua d'opera, diciamo così, del tedesco. Il tedesco ha una grandissima cantabilità, pensiamo anche al numero di vocali tedesche che con tutte le dieresi eccetera si moltiplica, non dico all'infinito, ma insomma è una lingua sicuramente in cui le consonanti hanno un ruolo fondamentale, ma c'è il cantante bravo, sa coniugare le consonanti con le vocali e collegare suono per suono, quindi si riesce a cantare in maniera cantabile e legatissimo anche in tedesco. Probabilmente anche, forse adesso non voglio, come dire, non voglio impegolarmi in discorsi particolari, però probabilmente anche la struttura stessa della lingua, i casi eccetera, consentono una maggiore schematicità da un lato, che però miracolosamente si traduce in musicalità. Sì, può essere. Posso immaginare anche una roba del genere. Certo. Io non capirò mai sta storia di questi che mettono il verbo alla fine e ragionano. Questo è una cosa che, però una mia amica che vive in Germania dice guarda che dopo un po' pensi chi vive, cioè lei pensa in tedesco e dice pensando in tedesco ti viene automatico anche mentre pensi di fare mi pare che si chiama posposizione del verbo, non so quale sia, è una roba un po' strana. Ma questa è una cosa bellissima, perché poi se si pensa che gli italiani sono così un po' vivaci, insomma una tavolata italiana è sempre più rumorosa rispetto a una tedesca, no? E quando siamo a tavola, guarda quei tedeschi come sono bravi, come sono zitti, ma perché? Perché loro parlano uno alla volta, perché finché uno non ha finito di parlare non si è capito il significato e quindi non si parlano l'uno sopra l'altro. È vero, perché non sai cosa può arrivare. Finché non arriva il verbo alla fine dici ma dove vuole andare questo? No, questo è, allora spiego no, questo è divertente perché molto spesso, diciamo la verità, quando noi intervistiamo qualcuno in situazione tipo telegiornale, no? Per un servizio, anche lì c'è sempre la necessità di far presto, no? E molto spesso sono quelli che come dire, inanellano delle secondarie spaventose e tu stai là che ascolti, dici forse ha finito, poi dici no, questo continua. Sarebbe curioso vedere in tedesco cos'è questa cosa, se è più facile immaginare quando uno finisce oppure proprio perché c'è la postposizione uno si mette l'animo in pace e dice finché non sento il verbo è inutile che nemmeno pensi che questo stia finendo, e non sai neanche quale domanda fare poi perché può essere tutto l'incontrario di tutto. No, questo però al di là questo è uno spunto curioso anche di riflessione. Laddove abbiamo ancora un po' di tempo posso
questo, ripeto, è pura curiosità. Lo chiedo a molti, hai la sfiga che sei in trasmissione, perché sennò te l'avrei chiesto. Allora, io non vado a discutere sulla necessità di un concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, posso supporre che sia necessario. Posso supporre che non è il caso di farlo contemporaneamente a quello di Vienna, posso supporre che sarebbe più comodo, anche per goderli di entrambi e non in contrapposizione come fatalmente sono, si potrebbe farlo la sera, si potrebbe farlo il giorno prima, ma non so. Quello che io mi chiedo è il repertorio, perché quest'anno io, non so, a pranzo c'era un repertorio di una pesantezza incredibile. Ora, ripeto, è giusto che ci sia, perché non è mai giusto un monopolio, eccetera, però pongo questa domanda: quando c'è appuntamento e appuntamento, ci sono dei brani bellissimi in determinate circostanze, ma indigeribili in altre circostanze. Non so se... Beh, sì, certo, ci deve essere un repertorio anche d'occasione, ecco, ci deve essere un'intelligenza da parte del direttore artistico che, con la quale propone o meno certi repertori in certe occasioni, certo. Io ho sentito il coro muto della Butterfly, sì. Ho detto, ma non è possibile al primo dell'anno a pranzo. Certo, la sera forse avrebbe certo. un altro senso. Sì, soprattutto la Butterfly, che è un dramma, non è per il primo dell'anno noi iniziamo con un dramma. Purtroppo sì, chi si occupa di queste cose forse non si occupa di musica davvero, ma pensa all'incasso facile. Ecco, quello che noi non facciamo con l'IT, non è un repertorio da incasso facile, il rischio culturale è molto alto. Ecco. Lì c'è, perché appunto, correggimi anche, noi lo associamo il lead al repertorio tedesco. È esclusivo dei tedeschi? Beh, la lideristica è tedesca, comunque, certo. Anche... Abbiamo la chanson francese, abbiamo le romanze da camera italiane, certo, però la lideristica intesa... in senso esatto, come non ha declinazioni al di fuori della cultura tedescofona, ecco. Ho capito. Laddove invece secondo te ci sono, appunto, mi pare di capire di sì, altri territori che per tutta una serie di ragioni nel nostro paese sono meno noti, mi pare che conosciamo forse meno della produzione francese cui hai accennato adesso, no? Beh sì, in Italia sì, purtroppo di chanson francesi se ne fanno poche, ecco, ma è anche un discorso forse... Sì, di vendita, di come un'associazione può vendere un concerto, perché sono repertori molto particolari. Le chanson di Debussy, di Ravel sono favolose, sono stratosferiche innanzitutto, però bisogna trovare dei cantanti che siano in grado di cantarle, quindi con una pronuncia ottima. E sì, noi come Schiller vorremmo a volte proporre anche forse della musica francese per non rimanere fossilizzati solo su quella tedesca. Ecco, vediamo se il futuro ce lo consentirà. Adesso mi viene in mente, adesso non ci avevo pensato, è curioso che un'associazione che si rifà a Schiller nel proprio nome poi concentri molto sulla musica, o non è tanto curioso come sembra? No, hai ragione. Il problema, o la fortuna, chi lo sa, è stato che io abbia preso in mano un po' la Schiller e sia diventato un po' il direttore artistico di questa attività, e per il momento la Schiller propone tanta musica classica e lideristica. Se ci fossero altre persone interessate ad ampliare un'offerta teatrale oppure, che ne so, anche di divulgazione della lingua tedesca, ma sono le benvenute, anzi è un appello se qualcuno vuole associarsi alla Schiller e darmi una mano a portare avanti questa grande battaglia che stiamo facendo culturale, assolutamente. Anche perché adesso io non vorrei come dire, trasformare la cosa in un'esaltazione della lingua tedesca. Però, voglio dire, tutti dicono, è una lingua difficile, eccetera, eccetera, eccetera. Ha delle regole. Nel momento in cui tu impari le regole, sei a posto. Sì. Non è più difficile di altre, per dire la verità, certo. Quantomeno, insomma, anche per quanto riguarda l'inglese, eccetera. L'inglese lo sentiamo più spesso,
per tutta una serie di ragioni, il tedesco lo sentiamo meno, però Io credo che con la lingua tedesca più che altro, cioè con la lingua inglese con 100 parole tu sei in grado di comunicare e te la cavi in quasi ogni contesto. Con la lingua tedesca con 100 parole hai detto buongiorno, buonasera e hai ordinato qualcosa. E quindi sta qui la differenza. E poi l'inglese lo parlano tutti più o meno bene o male. Il tedesco invece è molto più selettivo ed elitario. E comunque la Schiller tiene anche un corso di conversazione tedesca il giovedì pomeriggio, quindi c'è anche un po' di altre cose nel contorno, non c'è solo musica, ecco. Sicuramente è un bello stimolo questo che mi dai, sarebbe bello poter ampliare l'offerta culturale anche dal punto di vista della letteratura, del teatro, in qualità noi di Associazione Schiller. Allora, abbiamo ancora credo un paio di minuti. Il ciclo di concerti Ich Lieder dich si chiude al 23 giugno, sono appuntamenti, non possiamo dire uno al mese eccetera perché sono molto sparsi. Abbiamo un appuntamento al mese fino ad aprile. È vero, sì, quindi esatto. esatto. Solo maggio che non e ci a maggio non abbiamo concerti perché abbiamo il concorso e poi a giugno invece avremo 3 ultimi appuntamenti al Castello di Miramare con 3 bravissimi baritoni tedeschi, hanno studiato alla Hochschule di Vienna oppure al Mozarteum di Salisburgo, sono giovani che stanno facciandosi la carriera oppure sono già in carriera e sono davvero degli astri nascenti in questo repertorio. Vuol dire che non fanno solo Traviata o altre cose, ma si dedicano e dedicano parte della loro giornata allo studio dei leader. Allora, ricordatevi che potete avere tutti i dettagli sui concerti e sui programmi musicali dell'associazione andando sul sito www.schillertrieste.it, ma penso che poi basta digitare Associazione Culturale Schiller esatto. e si viene reindirizzati. E poi su Facebook e su Instagram, insomma, abbiamo i social. E poi sappiate appunto che c'è a disposizione una sala in più, che è la sala Beethoven, che sta in via del Coroneo 15. Perfetto. Io ringrazio Elia Macri, direttore artistico dell'Associazione Schiller, per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Torniamo a incontrarci ogni tanto perché è sempre piacevole parlare con te. Adesso noi chiudiamo questa puntata, ci vediamo martedì alle 17:55.